Adesso iniziamo il secondo giro, quello dei saluti, quello dove ogni gruppo che è stato ospite questa sera fa la sua ultima danza per salutare Ploaghe, per dire arrivederci e per fare e rinnovare ovviamente gli auguri a tutti Pietro e tutti Paolo, naturalmente. Non ci dimentichiamo che oggi la festività di San Pietro, patrono di Ploaghe, ma è San Pietro e Paolo, quindi mettiamoci Paolo, i Paolina, i Paolini, e Giampaolo, insomma, quindi andano bene. Allora, rifacciamo il giro e facciamoci questa bella camminata di San Giacomo, è la camminata di San Giacomo che ci porta lontano, ma noi andiamo più vicino da Itireddu, il gruppo folk Santo Giacomo di Itireddu. Ed è sempre lui, Sergio Inconi all'organetto diatonico. Guido, due parole per salutare Ploaghe, lo vogliamo dire? Sì che lo vogliamo dire. Allora, grazie, come già detto prima, un saluto particolare a tutti i ploaghesi e al comitato, grazie per San Pietro, e poi dico anche una cosa, grazie anche a Tonino che ogni tanto dice anche delle notizie importanti, particolari soprattutto, grazie. E niente, noi chiudiamo con il nostro ballo con Sutia Rutundu, che poi sarebbe su ballo d'esaggia praticamente. Grazie ancora a tutti, buon proseguimento e a 3 anni e mezzo. E venite a Itireddu. Questo che andare a Savini, ricordatevi dal 2 al 4 e andare a Itireddu, se che desiderate fare adesso manco andare a Itireddu. Ma cosa bella, dal 2 al 4. Sergio Inconi è pronto, il saluto del gruppo folk Santo Giacomo di Itireddu.
Grazie di cuore al gruppo Folk Sant'Ugiago di Tireddu, grazie di cuore a Sergio Incone che li ha accompagnati all'organetto diaconico. Buon rientro ai Tireddu, a Nobidere Sanoso, in alta situazione, e soprattutto buona estate, che sia piena di balli di tutto Zuigerides. Gruppo Folk Sant'Ugiago di Tireddu, grazie di essere stati a Ploaghe per la... Grazie Sergio Inconi, grazie di cuore.